C'è stata un'affluenza di pubblico notevole che fa sempre piacere. A quest'ora, così presto, non ce l'aspettavamo e invece il pubblico di Chiavari ha risposto benissimo e per questo siamo felicissimi. Purtroppo non è uscito il sole come speravamo, siamo qui, eravamo qui per questo, però insomma non importa, uscirà. Anche se l'avete un po' invocato con "O Sole Mio". Ho messa tutta, niente da fare, ma tanto già quest'estate è piuttosto calda, quindi forse è anche meglio così. Ma cantare Alessandro così presto al mattino? È molto molto dura, soprattutto per non aver dormito, però poi all'aperto, insomma, ma diciamo che il pubblico è stato caloroso e quindi mi ha sostenuto e ho avuto modo di arrivare in fondo indenne. È stata una grande sorpresa per noi essere coinvolti, essere invitati a partecipare a questa manifestazione. Gli Archi all'Opera ci hanno coinvolto e l'emozione è stata grande per il contesto, per il pubblico, per il repertorio presentato, una bellissima esperienza. I musicisti hanno faticato visto l'ora, chissà i bambini questa mattina come hai fatto? Diciamo che avevano tutti un vademecum per l'idratazione della voce fin da appena svegli, riscaldamento, e poi c'è da dire che la loro giovane età, se da un certo punto di vista è una fatica in più, però li rende molto più duttili a questo tipo di fatiche, ecco. Sono diversi anni che portiamo in giro per le città rivierasche della Liguria questo format di spettacolo, il concerto all'alba, ed è sempre una grande emozione. Qui a Chiavari adesso è il secondo anno, sono belle emozioni, diciamo che la musica ci aiuta ad amplificare questo miracolo di natura che è il sorgere del sole.